Rimane alta l'attenzione riguardante i PFAS, che letteralmente significa perfluoroalchiliche o più semplicemente sostanze chimiche usate ed utilizzate nell'industria per rendere impermeabili tessuti e i rivestimenti. Da qui, nel territorio veneto come nella città di Lonigo, si avvicendano numerosi convegni ed incontri. Sindaco, dopo la scoperta delle tracce del PFAS nel sangue, i cittadini sono molto preoccupati. Cosa ci può dire per rassicurarli? Beh, anzitutto che dal 2014 i filtri stanno funzionando come devono e quindi l'acqua che viene erogata e immessa nella rete pubblica dell'acquedottistica è assolutamente controllata e i FAS presenti sono sotto i limiti che vengono imposti dal Ministero della Salute. Quindi da questo punto di vista dobbiamo dare certezza e tranquillità. Ed è tutto evidente che, come sempre ho detto, dobbiamo fare e migliorare ogni cosa per far sì che queste sostanze non siano più presenti sia nelle acque potabili sia nelle acque che poi vengono utilizzate per i motivi irrigui o per la beverata degli animali. L'impegno dell'amministrazione certissimamente è notevole, ma non siamo soli, tutti i sindaci delle zone coinvolte e anche quelli che non hanno coinvolto le loro acque stanno lavorando in maniera univoca per poter portare a casa un risultato importante. Qui adesso abbiamo bisogno della politica con la P maiuscola, quella che non si può fare, dove non deve fare differenze tra verdi, rossi, bianchi e arancioni, ma devono solo guardare l'aspetto della salute pubblica e far pervenire nelle nostre zone i soldi necessari per tutte quelle infrastrutture idroelettriche che dovremo fare per poter portare l'acqua nei campi priva di FAS, per portare l'acqua nei rubinetti delle case assolutamente con FAS zero. Nel corso di un incontro sui PFAS ha affermato che l'obiettivo della sua amministrazione è quello di far diminuire le tracce di perfluorati dall'acqua che esce dai rubinetti. Oggi questo risultato è raggiungibile? Sì, lo ritengo assolutamente possibile attraverso un'opera evidentemente pubblica importante che deve collegare le nostre reti acquedottistiche con le reti acquedottistiche non contaminate da FAS, quindi raggiungere le zone sopra Trissino e nel caso in cui queste falde fossero non sufficienti per alimentare tutte le reti acquedottistiche interessate all'inquinamento, prelevare e demungere acque sia nel Veronese sia nel Padovano. Tutto ciò è evidentemente possibile. Ciò che è necessario avere è il denaro che lo Stato non può far mancare, come ho già detto anche nell'audizione avvenuta qualche giorno fa in Regione Veneto con la direttrice generale del Ministero dell'Ambiente. Lo Stato non può far mancare nelle nostre zone i denari sufficienti e necessari per queste importanti opere idrauliche. I tempi sono maturi perché lo Stato si accorga qui che il Veneto non è solo una mucca da mungere, ma in questo caso è una mucca da aiutare a diventare e a rimanere grande per il beneficio di tutta la nazione italiana. Abbiamo adesso però bisogno di soldi freschi per poter fare queste opere indispensabili per la salute pubblica. Le amministrazioni comunali sono in grado di bloccare i pozzi che i contadini usano per innaffiare i campi e per dissetare le mucche da latte? Beh, anzitutto non dobbiamo creare allarmismi ingiustificati. Allo Stato i pozzi che sono inquinati sono stati già con precedente ordinanza chiusi. Ovvio che il problema della beverata degli animali e il problema del dare l'acqua alle culture presenti nella terra è un problema da valutare con estrema attenzione. Anche qui ci sono già progetti approvati per poter portare l'acqua che si prende dall'Ebba e quindi dall'Adige nelle nostre campagne. È possibile, ovviamente i soldi necessari per poter portare questa importante opera infrastrutturale sono molti, parliamo circa di 110 milioni di euro, però anche in questo caso c'è possibilità, fattibilità tecnica, c'è portata d'acqua da parte dell'Adige, mancano solo i soldi. Ancora una volta è un appello forte che dobbiamo fare tutti insieme affinché lo Stato ovviamente dia i soldi necessari, questi 110 milioni di euro, per poter portare l'acqua anche nei nostri campi e nei nostri allevamenti. Non possiamo scaricare, come fino adesso è stato fatto, l'onere finanziario a noi utenti, cittadini e agricoltori. Anche adesso siamo noi che paghiamo in bolletta la filtrazione e la depurazione delle nostre acque. Questo è inaccettabile. Come ho già detto in occasioni di incontri pubblici, noi veneti non possiamo essere sempre becchi e bastonati. Dobbiamo invece essere coerenti,
e lo Stato deve essere coerente con noi a darci i soldi necessari per fare queste opere non più ritardate. Per quanto riguarda i perfluoroalchilici, chilici, il mio impegno oramai è quasi lungo un anno e oltre ad occuparsi della problematica della salute umana, nel cercare di trovare ogni occasione per proporre risorse finanziarie e impegni politici per nuove fonti di approvvigionamento, in particolare per l'acquedotto di Lonigo, importantissimo è anche in questo periodo l'impegno per quanto riguarda tutto il comparto dell'agricoltura, che si trova ad essere piuttosto colpito anche da note da parte degli uffici regionali alla sanità, e per la tutela della salute umana si ritroveranno forse a dover pagare di tasca propria dei sistemi di filtraggio in caso di pozzi privati contaminati, sicuramente costi che non dovrebbero ricadere su di loro quanto sul comparto industriale, che risulta essere la causa di questa catastrofe, di questo inquinamento. E poi senza parlare dell'acqua superficiale, anch'essa utilizzata per scopi irrigui. Su questo ambito mi sto muovendo insieme anche all'associazione di categoria proprio per far sì che la Regione si prenda la responsabilità non soltanto di professare l'urgenza sanitaria, ma anche finalmente dopo 3 anni di attesa ad intervenire per quanto riguarda una bonifica ambientale, che mi sembra il primo passaggio per garantire poi la salute della nostra cittadinanza.